Tutto pronto per la quarta, prova per i puledri, sono in pista i 2 anni, femmine, Maiden, vincitrici quindi di una corsa in carriera. 9 al via, 1 Femme Fatale Sì, Salvatore Valentino, 2 Freya Gar, Carlo Udorovic, 3 finalmente DL Manuel Pistone, 4 Fior di Ligi, Giacomo Sanseverino, 5 Follia dei Lupi, Luca Lovera, 6 Forgia dei Venti, Maurizio Cheli, in seconda fila 7 Febe, Wise L, Giorgio Cassani, 8 Frida Pax, Michele Raimo, 9 Freisa dei Greppi, Enrico Montagna. Favorita Fior di Ligi, numero 4 Giacomo Sanseverino in salchi. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Con cautela Follia dei Lupi. Si parte con Fior di Ligi e Freya Gar. Fior di Ligi che prova a scavalcare Freya, quale cerca di mantenere i piedi di dentro, si imbocca la prima curva con Fior di Ligi che insiste mentre numero ha sbagliato 6, Forgia dei Venti. Freya Gar squalificato. che rientra a Fior di Ligi, la quale si deve sistemare seconda in corda ad ampio intervallo. Finalmente DL precede Femme Fatale Sì, sbaglia Frida Pax. 200 in 14,4. Freya Gar ha preso l'iniziativa. Numero 8 Frida Pax, respingendo squalificato. Fior di Ligi che si è sistemata seconda, poi finalmente DL terza, avanti a Femme Fatale Sì, Follia dei Lupi che risale al largo, poi Febe, Wise L e Freisa dei Greppi. 33 per il primo quarto di gara, Freya Gar all'avanguardia, sbaglia finalmente numero DL. 3 finalmente 600 DL, metri in squalificato. 46 e mezzo. Freya Gar in vantaggio, nella sua scia c'è Fior di Ligi, poi Femme Fatale Sì, di fuori Follia dei Lupi, quindi Febe, Wise L e Freisa dei Greppi. Se ne vanno 800 metri di corsa in 1 e 2. Continua a guidare la figlia di Oasis B con in salchi Carlo Udorovic, che risparmia tutte le energie risparmiabili dopo aver preso ottima partenza e respinto Fior di Ligi che continua diligentemente a seguire seconda. Avanti a Femme Fatale Sì, Follia dei Lupi che cala al largo, deve venire in mezzo alla pista, così Febe Wise L alla corda Freisa dei Greppi. 1000 in 1.17,6, prova l'allungo Freya Gar, sempre seguita da Fior di Ligi che ora sposta a 400 dal palo, 15,1 la retta di là. Freya Gar in vantaggio, Fior di Ligi che attacca alla corda Femme Fatale Sì, poi Febe Wise e ancora Freisa dei Greppi a 200 dalla conclusione. Freya Gar che prova ad allungare da Fior di Ligi e Femme Fatale Sì, è in vantaggio Freya Gar, ci riprova Fior di Ligi, Freya che però si difende, Fior di Ligi ci prova, Freya Gar l'ha vinta in partenza, vince nei confronti di Fior di Ligi che è seconda, al terzo Femme Fatale Sì. 1.16,6 ragguaglio cronometrico, 30 e mezzo la chiusa. Successo per Carlo Udorovic, in salchi a Freya Gar. Matteo Legnani, colori della scuderia Altomare, figlia di Oasis B e Passionate Danny in Coast to Coast. Respinge Fior di Ligi al via e la respinge anche in arrivo. Numero 2 al primo posto Freya Gar, al secondo Fior di Ligi, al terzo Femme Fatale Sì.